L'ho subita, come penso moltissime persone come me, e a volte sono molto sottili come discriminazioni, ma che comunque colpiscono lo stesso molto profondamente. E mi è stato negata l'opportunità di far parte di alcune realtà lavorative proprio a causa ancora del mio nome burocraticamente non cambiato all'anagrafe, e devo dire che sono stati dei brutti momenti, ecco. Non li ha contati nemmeno, ma gli episodi in questi ultimi anni sono stati davvero tanti, troppi. Discriminazioni vere e proprie al momento dell'assunzione, poco prima della firma, quando il datore di lavoro capiva che non c'era corrispondenza tra il nome ancora sul documento d'identità declinato al maschile e l'immagine che si trovava davanti. Mero pregiudizio, nonostante comunque il mio profilo lavorativo andasse bene. Ora Laura, 28 anni, trevigiana, un lavoro ce l'ha, è segretaria in uno studio medico, ma è stata dura, durissima. Nella giornata mondiale contro l'omotransfobia racconta la sua storia, finalmente a lieto fine per lanciare un messaggio. Siamo persone comunque giovani, abbiamo voglia di lavorare, però a causa della nostra situazione, quindi di questa transizione, nessuno, diciamo, è propenso all'assunzione, ad assumerti. Sono molto bravi a parlare bene, però poi alla fine non fanno mai il passo più lungo di quello che è. Laura ha iniziato la sua transizione di genere 2 anni fa, percorso prima psicologico e poi medico. Sono nata una seconda volta, dice, prima di rivolgersi a chi, come lei, è nato in un corpo che sente estraneo. Ai giovani dico di trovare il coraggio assolutamente, perché ne vale sempre la pena trovare il coraggio per essere se stessi. Intanto a Treviso prosegue il Festival Cupido, 10 giorni dedicati ai temi dell'uguaglianza e dei diritti civili.